I numeri dicono che questa mezza piace sempre di più. Ma sì, quest'anno stiamo toccando e superando addirittura i 3.000 iscritti e quindi siamo veramente soddisfatti e orgogliosi di questo gioiellino che abbiamo domenica prossima. Quote rosa presenti, una quota rosa importante che ho presente all'interno degli iscritti. C'è anche un nuovo percorso. Qual è la novità di quest'anno? Ma la quota rosa, a dire la verità, è già dalla prima edizione, che ci sono state sempre tantissime donne iscritte e quest'anno superiamo le 800 unità, che è un gran risultato, e poi abbiamo inserito la 10K e 10 km per far sì che anche le persone che non riescono a correre 21 km possano cimentarsi in questa 10 km bellissima, l'ultimo pezzo lungo la Restera, e anche per loro sarà un percorso fantastico. Magari il prossimo anno potranno passare dai 10 km alla mezza. Ma sicuramente sì, l'obiettivo è questo. Quindi dai 10 km quest'anno e il prossimo anno saranno quelle che faranno la mezza maratona, e poi ci sarà chi è principiante e farà i 10 km. Quindi no, diciamo che abbiamo voluto inserire questa 10 km appunto per dare questa possibilità, e ci sta dando ragione. Ma noi dall'inizio, poi per il mio carattere, cerchiamo di fare le cose al meglio, e per questa manifestazione dando la massima assistenza a chi viene a correre questa mezza maratona e la 10 km, naturalmente con l'aiuto del comune di Treviso e gli altri comuni, Villorba, Carbonera e Silea. Naturalmente poi tutto lo staff che mi segue, che è importantissimo, infatti li ringrazio tantissimo tutto il mio staff, perché stanno facendo un lavoro in anno sempre più impegnativo, perché è sempre più impegnativo dare sicurezza ai partecipanti. E dopo, non ultimo, voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci permettono di far sì che questa manifestazione possa crescere, che sicuramente senza di loro non potrebbe essere così. Chi decide adesso di iscriversi, come deve procedere? Ma adesso ho tempo fino all'11 di ottobre, e sicuramente ci saranno tante altre persone. Poi l'appuntamento è per venerdì all'Expo, venerdì e sabato presso l'Hotel Maggior Consiglio, da venerdì dalle 14 alle 20 e sabato dalle 9 alle 19, e poi tutti alla partenza domenica mattina.